Presentato nel corso di una conferenza stampa il piano del governo nel caso peggiore del contagio Covid 2019. L'incontro, svoltosi a Palazzo d'Orne, è stato presentato dal presidente della regione Musumeci e dall'assessore Razza. Il programma prevede 600 posti di terapia intensiva ed altri 2.800 posti. Il programma è confermato nella peggiore delle ipotesi per far fronte al piccolo di 7.000 contagiati atteso a metà aprile in Sicilia. Attualmente, ha spiegato Razza, i pazienti contagiati in terapia intensiva sono 67 su un totale di 337 ricoverati e sulla base delle analisi effettuate sull'andamento del virus nell'isola, l'ipotesi prospettate è ancora remota. In questo momento in Sicilia sono attivi 213 posti di terapia intensiva e 800 posti letto Covid. L'obiettivo è raggiungere entro il 20 aprile 587 posti di terapia intensiva e 2.798 posti letto riservati ai pazienti con coronavirus, che vanno ad aggiungersi alla dotazione esistente. La distribuzione nel territorio prevede di attivare 298 posti letto a Palermo, 390 a Catania, 334 a Messina, 113 ad Agrigento, 139 a Caltanissetta, 120 ad Enna, 130 a Ragusa, 98 a Siracusa e 55 a Trapani. Se si dovesse entrare in una fase ancora più aggressiva dell'epidemia, i posti potrebbero essere incrementati. Il piano prevede il raddoppio dei posti letto di terapia intensiva nelle varie province, 128 a Palermo, 112 a Catania, 15 ad Agrigento e così via, ed entro il 20 aprile prevede di aumentarli ancora a 162 a Palermo, 128 a Catania, 112 a Messina, 23 ad Agrigento e così via. Anche le cliniche private convenzionate daranno il loro contributo mettendo in rete i loro 130 posti di terapia intensiva ed i reparti per raccogliere pazienti non affetti da Covid, decongestionando gli ospedali pubblici. L'aumento dei posti negli ospedali dipende principalmente dall'arrivo dei ventilatori da parte della Protezione Civile Nazionale. Finora, dice ancora Razza, ne abbiamo ricevuti 13 ed altri 10 li abbiamo recuperati autonomamente, ma da Roma ci hanno detto che dalla prossima settimana ne arriveranno altri. La Regione ha comunque pronto un piano B in caso di ritardi da parte della Protezione Civile. Adibire le sale operatorie esistenti, al momento inutilizzate per lo stop agli interventi chirurgici non urgenti, a posti di terapia intensiva con l'uso dei macchinari presenti, come già sperimentato con successo in Lombardia. È chiaro, come ha spiegato Musumeci, che il piano coinvolge anche hotel che saranno impiegati come strutture per la quarantena preventiva o post ricovero di chi per varie ragioni non può trascorrere l'isolamento a casa propria. La Regione ha già raccolto numerose adesioni fra gli albergatori che hanno messo a disposizione le loro strutture e conta di attivare almeno 1.000 posti letto in tutto il territorio che saranno pagati ai privati con una tariffa stabilita dallo Stato.